Consigliere Massidda. Signor Sindaco, colleghi, voglio chiarire subito una cosa. Noi siamo per la raccolta differenziata e critichiamo questo forte ritardo. Questo deve essere molto chiaro perché, signor Sindaco, riesce un attimo a darmi un po' di attenzione perché mi sto riguardando. No, vedo che, guarda Valdere, siccome stiamo parlando anche con lei, l'ho richiamata alla cosa. No, non la guardi negli occhi, guardi. Vede, lei ha parlato, qui hanno parlato tutti di educazione. Anche lei dovrebbe averne un pochino di rispetto verso i colleghi. Io chiedevo solo un'attenzione. E beh, questo è un atto di educazione, secondo lei? Guarda il filmato dopo. È nervoso, Ma è nervoso per la metropolitana o per altro? O per quello che ho detto io? Ma io non la capisco. Ho solo chiesto un'attenzione perché volevo fare riferimento all'intervento che ha fatto ieri il sindaco, dove praticamente il sindaco ha ostentato una cultura e in una maniera, diciamo, insinuante, qualche volta anche negli interventi della maggioranza, sembra noi siamo per l'ecologia, noi siamo per la raccolta differenziata, chi non è d'accordo con noi è il contrario. Questo volevo dire, volevo fare riferimento a questo e non volevo offendere nessuno. Ma infatti non ce n'è, guardi, io sospendo perché non c'è nemmeno il Presidente. Siete ridicoli. È vergognoso, non c'è manco il Presidente, ma vi rendete conto? Il sindaco si alza in mano e batte i piedi come se fosse il ragazzino che viene offeso. Non c'è un Presidente, siete voi la maggioranza, ma abbiate rispetto anche per voi stessi. Signor Segretario, è giusto questo? Ma allora votatevelo voi, dai, forza, andiamocene via. Ma cosa dobbiamo stare qua? Ma siete indegni per questa... Ascolti, consigliere Massidda, moderi le parole, non c'è nessuno, ma non è il caso adesso di buttare benzina sul fuoco. C'è qualcuno, mi scusi, posso? Lei ha detto che stava andando via. No, lei mi ha tolto la parola. Vabbè, comunque prosegua, prego. Ci faccia la morale lei, ce lo dica a lei. No, ce lo faccio. Ascolti, me ne guarderei bene di fare la morale a lei. Qui c'era il Presidente. Cosa le posso dire, tanto per stemperare? Ha avuto problemi idraulici, è dovuto correre subito. Io ero lì. Ecco, basta. Scusi. Presidente, io vi chiedo scusa, ci deve essere un minimo di rispetto per le istituzioni. Io capisco, ci sono due vicepresidenti qui presenti. Se uno ha problemi, come dice il vicepresidente idraulici, ci sono due vicepresidenti. Era qui presente il secondo vicepresidente. Lei è stato chiamato a presiedere e se n'è andato via, mentre parlava un consigliere. Il sindaco semplicemente ha chiesto l'attenzione. Quindi nessuno ha ripreso il sindaco perché si è offeso per una cosa che io non ho fatto. Vi rendete conto che siamo nel comune capoluogo della regione, che non siamo tra gli amici a giocare al bar, qui stiamo decidendo delle cose, decidendo il futuro della nostra città. Non si può scherzare. Vi chiedo scusa, io non volevo offendere nessuno, però vi devo richiamare, permettetemi per una certa esperienza maggiore di voi nelle istituzioni, che quello che state facendo è veramente irriguardoso nei confronti di questa amministrazione. E quando voi andate contro l'amministrazione andate contro i cittadini. Questo è il concetto. Io chiedevo semplicemente attenzione perché mi riferivo all'intervento. È possibile adesso riprendere un intervento? Sì, prego, consigliere. Signor Presidente. Mancava il Presidente, è dovuto intervenire il consigliere Lai. Offenderla. Ho chiesto solo un'attenzione perché mi riferivo al suo intervento. Scusi, io l'ho richiamata perché lei era col cellulare in mano
ho visto che stava, quindi era il minimo. Il minimo. Cioè, se io vengo da lei e lei mi sta parlando, io mi metto a giocare col telefono, non è normale. Come? Secondo lei, quando uno guarda il telefono, sta sempre solo giocando? No, non è un modo di dire, è un modo d'offendere. È un modo d'offendere. Ha capito? Sindaco, per cortesia. No. No, non sono No. nervoso, è l'ennesima volta che glielo dico. È l'ennesima volta Scusa. che glielo dico, perché mi fa l'effetto contrario la camomilla. È va- chiaro? Adesso sono anche tranquillo. Sindaco, per cortesia. Ok? Per cortesia. Insomma, è l'ennesima volta che glielo dico. Sì. Che lei la deve smettere sistematicamente di iniziare a dire Sindaco, queste per cose. Mi ascolti, stia attento, non giochi col telefonino. Non gioco col telefonino, è chiaro, non ho neanche giochi scaricati a differenza sua. Sindaco, per cortesia. Consigliere, prosegua, prego. I silenzi forse sono meglio di tante altre parole. Sindaco, per cortesia. Sindaco, per cortesia. Sindaco. A differenza Sindaco, delle per altre cortesia. Vediamo Faccio... a differenza delle altre volte. Vediamo. Non sta togliendo la parola, però... Co- Sì. Scusi, consigliere, sindaco, non intervenga. Consigliere, per cortesia. Sì. È un'offesa? Non lo so, non ero presente nel momento in cui lei ha pronunciato le parole, quindi non lo so. Comunque, non interveniamo sopra i consiglieri, facciamoli. Prego. La differenza che c'è fra me e alcune persone della maggioranza, sicuramente del sindaco, sta in queste parole che abbiamo sentito stasera, che educare, informare. Educare fa parte di una cultura post-comunista che dice che le masse andavano disciplinate e culturalmente educate perché non erano in grado di capire ciò che era il loro interesse. Noi invece, che veniamo da una cultura liberale, abbiamo una visione diversa e diciamo che il comune deve dare dei servizi, non deve educare, non deve imporre, soprattutto se l'educazione si sta trasformando, come sta succedendo qui a Cagliari, in un passaggio nel togliere le isole ecologiche e crearle in tutte le case e trasferire una professionalità nella raccolta dei rifiuti in tutti i cittadini. Noi abbiamo invitato il 30 di settembre del 2016 l'assessora e l'assessore Spano, l'assessora Medda, per parlare di un convegno dove abbiamo invitato dei grossissimi esperti per far capire quante soluzioni alternative nella raccolta, anche porta a porta, ci possono essere. Però io capisco anche che sto parlando con me stesso, vedo che giustamente ci sono ben altri interessi e avverto anche che comunque ad oggi anche alcuni della maggioranza hanno avvertito che tutti noi non siamo stati messi in grado di poter valutare quelle 8 voci in quella anamnesi che viene richiesta dalla legge. Ecco perché l'illegittimità. Siccome voi siete nelle condizioni che da maggioranza vi fidate, siete tutti d'accordo, cioè, votatevela voi, perché noi abbiamo semplicemente cercato di ragionare con voi e farvi capire che di fronte a un argomento del genere non ci deve essere maggioranza e opposizione, ma amore comune verso i cittadini, rispetto dei cittadini, e noi volevamo trasferirlo con dei suggerimenti e cercando di far capire che di fronte a certi problemi anche la maggioranza potrebbe essere richiamata, perché qualsiasi deliberazione
che non sia fondata come da legge può essere richiamata e tutto può succedere. Ecco perché personalmente sono contento di abbandonare quest'Aula ripetendo che io non intendevo offendere nessuno, tantomeno il sindaco che è al mio rispetto perché rappresenta la città. Ho soltanto richiamato al fatto che il rispetto deve essere reciproco. L'Aula nei confronti del sindaco e della giunta e il sindaco nei confronti dei consiglieri. Credo di aver avuto l'opportunità di far chiarire tutto, lascio a voi votare questa vostra decisione.